Sì, allora sarà indetto a brevissima la seconda edizione del premio Andrea Camilleri, Nuovi narratori, appunto indetta dal fondo, di cui io sono direttrice artistica, aperto a tutti gli autori per opere inedite di racconti brevi, poesie, radiodrammi e fiabe per bambini. Stiamo ultimando i lavori per la prima edizione, che è giunta al termine. Ci sarà la serata di premiazione il 20 settembre a Roma al Teatro Quirino, condotta da Pino Strabioli, e in quell'occasione si scopriranno i vincitori della prima edizione, che saranno pubblicati in un'unica antologia dal titolo appunto Oltre la ragione, che era il tema della prima edizione. Beh, questo premio mi onora molto perché Camilleri è stata una persona molto importante nella mia vita e anche un grandissimo scrittore. È stato anche un grande testimone del suo tempo perché è intervenuto sulle questioni civili con grande senso dell'opportunità e con grande coraggio, e quindi riceverlo qui ad Agrigento mi sembra particolarmente significativo. Penso che è un luogo che dovrebbe onorarne la memoria bene. Che straordinaria festa, con tanti scrittori, registi, attori, artisti che hanno ricordato con aneddoti, ricordi, performance teatrali, canzoni, i loro Camilleri, e noi siamo qui lieti di avere partecipato con la Strada degli Scrittori e la Fondazione Agrigento Capitale della Cultura 2025 a questo evento che consente di radicare sempre di più la forza che Camilleri ha dato al dialetto siciliano e ai siciliani stessi, come hanno sottolineato alcuni degli scrittori intervenuti, da Costanza Di Quattro a Simonetta Agnello Orbi, che parla per esempio del commissario Montalbano come di un poliziotto sì che insegue i delitti e intrighi, ma costituisce nella visione di Montalbano, di Camilleri, una figura morale, e quindi ci siamo richiamati a tutta una serie di personaggi che hanno dato vita a meravigliose performance teatrali. L'ultima di Camilleri sappiamo tutti qual è, la conversazione su Tiresia, sull'indovino cieco, cieco come lo stesso Camilleri, che nel 2018, un anno prima della scomparsa, andò a Siracusa insieme con Roberto Andò, che ne era il regista di quell'opera, e Roberto Andò non a caso è stato premiato al Teatro Panoramico della Valle dei Templi, dove siamo qui ospiti del Parco Archeologico, è stato premiato con il premio Camilleri, che è nato proprio in coincidenza con questo centenario dalla nascita.